Guerra dei panevin, numerosi quelli cancellati nella Marca trevigiana per colpa della troppa burocrazia. Il governatore Zaia tuona, i falò non si toccano, ad Arcade tutto pronto per il rogo più famoso. 10 anni fa la scomparsa della famiglia Durante all'Os Roques. Per il recupero dei corpi il governo dice deve intervenire l'Europa, ma Romolo, papà di Bruno, attacca: dove siete stati finora? Stasera l'uomo a 20:10. Costituita la consulta delle Associazioni Unite per il Fondo di salvaguardia dei risparmiatori di Veneto Banca Popolare Vicenza. Primo obiettivo, incontrare il governo già lunedì prossimo. Mamma a 56 anni, il parto record di una donna di Casale sul Sile che ha dato alla luce senza problemi una bimba all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Morta per un tumore a 34 anni, Povegliano darà l'ultimo saluto a Claudia Cecchetto, giovane mamma morta dopo aver a lungo combattuto contro un cancro al seno. Venditori delle calze della Befana, la loggia dei 300 rivolta contro il comune per la concorrenza sleale, dicono, del Pala Treviso di Piazza Borsa, trasformati in un supermercato. Domani al via le svendite di fine stagione, anche se fine stagione non è, saldi troppo anticipati, dicono i commercianti, ma le previsioni sono comunque positive. Continua la staffetta dell'acqua, iniziativa voluta da Piave e Servizi per sensibilizzare al consumo dell'acqua di rubinetto. Oggi la bottiglia è arrivata a Casier. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli di oggi: guerra dei panevin, numerosi quelli cancellati nella Marca trevigiana per colpa della troppa burocrazia. Il governatore Zaia che domani accenderà in 4 comuni trevigiani la pira di legna tuona. I panevin non si toccano, bruciamo la burocrazia. Sentiamo. Ma guardi, mi sento di dire giù le mani dal panevin, finiamola con questa messa in scena che sembra che il panevin sia il responsabile di tutti i mali della comunità, dell'ambiente, di tutto. Ma guardi, nel panevin dovremmo andare lì con un bancale di carte, bruciare le carte e bruciare la burocrazia, questa è la verità. Il governatore Luca Zaia non ci sta proprio, a veder sparire piano piano dal Veneto, in particolare dalla Marca trevigiana, i tradizionali panevin cancellati dalla troppa burocrazia, un problema che puntualmente torna a bussare ad ogni inizio anno. Ci provano ogni anno perché il panevin è la festa del popolo. Se fosse la festa dei VIP e magari di qualche benestante, molto probabilmente si guarderebbero bene di rompere le scatole ai panevin. Ben venga la sicurezza e l'attenzione all'ambiente, ma da qui a ridurre il panevin a capro espiatorio di tanti mali è inaccettabile, continua Zaia. Sembra che su 365 giorni all'anno l'unico problema che ci sia in Italia, e in questo caso in Veneto, sia quello di rompere le palle a chi fa i panevin. Ma lasciamoli in pace questi panevin che da una vita, da secoli che si fanno. I panevin devono continuare ad esistere, sono una tradizione, una festa del popolo veneto, sottolinea il governatore. I panevin vanno fatti, una tradizione che si perde nella notte dei tempi, un momento di aggregazione, e non dimentichiamoci che i panevin non vengono realizzati per fare bilancio o per sistemare i conti di qualche famiglia, di qualche imprenditore o di qualcuno, ma vengono fatti perché tutto l'incasso poi viene devoluto in beneficenza. Tradizioni alle quali, seppur a malincuori, molti hanno rinunciato, come nel caso di Sebastiano Bacicchetti, che quest'anno si è visto costretto a cancellare il tradizionale panevin che da un secolo la sua famiglia organizzava sul Colle San Paolo a Vittorio Veneto. Troppe procedure burocratiche da seguire che inevitabilmente fanno lievitare i costi, e così il signor Bacicchetti ha preso questa seppur dolorosa decisione. L'anno scorso si è un po' complicata, abbiamo dovuto fare una domanda in Marca da bollo e fin qua ci stava. Adesso col piano di sicurezza redatto da un ingegnere diventa economicamente complicato. Troppa burocrazia dunque, ma secondo il sindaco di Arcade, comune in cui da anni viene organizzato uno dei panevin più grandi e più belli del Veneto, si tratta di parametri necessari per garantire la sicurezza di chi partecipa. E anche a Treviso confermati gli appuntamenti nei quartieri. Sentiamo. Forse non erano preparati come noi, perché noi forse per il fatto che il nostro panevin ha questa particolarità che viene fatto nel centro del paese, ha sempre avuto dei protocolli, sempre delle regole molto rigide, molto ferree, quindi noi siamo già abituati a rispettare questo tipo di parametro. Così il sindaco di Arcade risponde a chi nella Marca quest'anno ha deciso di rinunciare ai tradizionali panevin per la troppa burocrazia. Noi siamo stati tra i primi ad adeguarci a questi parametri, specifica il primo cittadino, parametri necessari quando si organizza
organizzano continua presti eventi che come ad Arcade richiamano 4-5 mila persone. Domani dunque l'enorme e tradizionale pira verrà accesa per salutare il nuovo anno. Pane e vino all'insegna della sicurezza, come accaduto in occasione della 50esima edizione del 2017, misure intensificate. Una quarantina di alpini volontari aiuteranno per i parcheggi, uomini delle forze dell'ordine armati presideranno la piazza, mentre le strade d'accesso verranno bloccate. Transenneremo gli accessi del paese, metteremo dei mezzi gommati appunto come indicato dalla prefettura e alla mia sinistra, qui vicino alla chiesa, c'è l'autobotte dei pompieri che fungerà anche quella da blocco. Domani mattina si riunirà la Commissione Pubblico Spettacolo insieme ad ULSS e Vigili del Fuoco per verificare i parametri di sicurezza della pira e dei chioschi dove verrà servito cibo e vin brûlé. Alle 19 invece l'ultimo briefing in municipio perché tutto sia pronto quando alle 21 il governatore Luca Zaia, come accade ormai da 20 anni, accenderà la pira. Domani sera vi aspetto tutti, venite numerosi anche con le vostre famiglie, venite comunque a gustare un buon brûlé, a mangiare una buona salsiccia e a vedere le faville sperando che vadano a sera e che ci sia una ripresa per tutti noi. Anche a Treviso confermati i tradizionali pane e vino organizzati nei diversi quartieri, una decina quelli in programma, oltre ad un paio in abitazioni private. Tutti hanno ottenuto il permesso da parte della polizia locale, rispetteranno le norme previste dall'ordinanza antismog e abbiamo raccomandato a tutti quanti anche di tutelare la sicurezza. Esattamente 10 anni fa la tragedia di Los Roques e l'inabissamento del velivolo con all'interno la famiglia Durante. Per il recupero dei corpi oggi il governo dice deve intervenire l'Europa. Ma Romolo, papà di Bruno, attacca: dove siete stati finora? Deporre un fiore e dire una preghiera nelle tombe. Da 10 anni il solo desiderio di papà Romolo è questo, una tomba dove piangere i suoi cari, eppure da 10 anni è impossibile. Los Roques, la rabbia e il dolore, perché quei corpi sono lì, ma le pressioni dell'Italia sul Venezuela in 2 lustri non sono bastate e per Romolo non sarebbero mai state realmente fatte. I deputati e senatori, in particolar modo di Venezia e di Treviso, secondo il mio modesto parere, hanno il dovere e sono stati votati per risolvere i problemi dei loro cittadini, ma mi pare che questo non venga fatto. Penso che bisognerebbe fare in modo che questa pressione nei confronti del governo locale sia non soltanto dell'Italia ma dell'Europa. Forse il passo da fare è che ci sia una pressione dell'intera Europa. Romolo però ne ha abbastanza di promesse. Devo andare io in Europa, loro per che cosa li abbiamo votati, per che cosa li paghiamo? Ma il governo insiste, è difficile trattare da singolo paese con una nazione problematica come quella caraibica. Potremmo esercitare questa pressione come continente e far capire quindi che non stiamo parlando di un caso specifico, di un caso locale. Credo che questo sia un passo che possiamo provare a realizzare in tempi anche brevi. Perché io dico che se tutti incalzano il Ministero degli Esteri, la Farnesina, il corpo diplomatico, quelli che devono trattare col Venezuela, qualcosa succede. Si può fare, grida Romolo, si deve fare, basta con le promesse, l'appello disperato di un nonno e di un padre, pure al governatore Zaia. Anche lui non può dire, ma sai, io mi sono interessato, ma si interessa una volta e no. Deve essersi costante la faccenda finché non è risolta. Mamma ha 56 anni, il parto record di una donna trevigiana che ha dato alla luce senza problemi una bimba all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Un piccolo miracolo, anzi direi un grande miracolo. Grida al miracolo anche il medico ginecologo che ha visto nascere più di 6.000 bambini. Saluta così l'arrivo di Beatriz, la bimba nata a dicembre scorso in modo naturale dalla sua mamma che di anni ne ha ben 56 ed è una siciliana residente a Casale sul Sile nel Trevigiano. La nascita a Mestre quando i vagiti della piccola Beatriz sono echeggiati nella sala parto dell'ospedale all'Angelo. A confermare l'evento anche lo stesso staff ospedaliero. A tutto ha provveduto naturalmente Madre Natura e il neocompagno, dicono, un sudamericano il più giovane di lei, di ben 17 anni, di Santo Domingo ma residente a Cervignano del Friuli. La coppia si è ritrovata ad essere genitori di questa bella bimba nata in salute di oltre 3 kg di peso ai primi di dicembre scorso. Perché trovare a questa età la possibilità di rimanere in gravidanza è una cosa molto ma molto rara. Possibile ma è molto rara, anche perché la quantità di ovuli che si possono formare e portare all'ovulazione a termine
è abbastanza difficile come situazione. La mamma credeva di essere in menopausa da tempo, invece quando ha visto compiersi il miracolo ha potuto trascorrere la vera atmosfera del Natale nella sua essenza più assoluta. Mediamente per la donna cosiddetta di razza caucasica il periodo della menopausa va dai 45 ai 55 anni. È chiaro che dopo i 35 anni la possibilità di rimanere incinta diminuisce abbastanza, fino ad arrivare alla quasi impossibilità. Ora la piccola Beatriz, circondata dall'amore dei suoi genitori, può contare anche sull'aiuto delle sue sorelle maggiori, di 34 e 28 anni, avute dalla madre e dal suo precedente matrimonio. Faccio i miei migliori auguri, io lavoro per la vita, per cui è chiaro che quando succedono questi fatti per me è solo e unicamente che una cosa positiva, un miracolo della vita, e pensiamo sempre positivo quando si parla di bambini. Siamo qua apposta per aiutare le donne che hanno bisogno, e anche in questi casi qua siamo assolutamente disponibili. Ed ora una notizia purtroppo di tutt'altro tenore: una giovane mamma morta di tumore al seno domani a Povegliano, i funerali. Morta di malattia a 34 anni, Povegliano darà domani l'ultimo saluto a Claudia Cecchetto, giovane mamma di un bambino di appena 5 anni, morta il 1° gennaio dopo aver a lungo combattuto contro il tumore al seno che le era stato diagnosticato nel 2014. Amore mio, hai scelto di diventare un angelo proprio durante le feste che amavi tanto. Il Natale riusciva sempre a trasmetterti una felicità infinita. Ti prometto che sarà sempre così. Ogni Natale sarà il nostro Natale. Con queste parole il marito, Luca Benedetta, ha voluto salutare la compagna originaria di Santabona a Treviso. Si era sottoposta a interventi chirurgici, pesanti terapie, poi la recidiva, ancora trattamenti. Le sue condizioni, già critiche, sono precipitate proprio durante le feste. I funerali domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Povegliano. Un nigeriano di 25 anni regolare sul territorio residente a Treviso è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri per spaccio. Fermato inizialmente in via Trento e Trieste assieme ad altri 3 connazionali, è stato trovato in possesso di un ovulo di oltre 6 grammi di cocaina. Già in passato il giovane era risultato essere al centro di una fiorente attività di spaccio fino all'aprile del 2014. Le cessioni in stazione ferroviaria zona Sant'Angelo e ultimamente nei pressi di un supermercato in via Postioma. Al termine della direttiva è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di 600 euro e divieto di ritorno nel comune di Treviso. Costituita a Padova la consulta delle Associazioni Unite per il Fondo di Salvaguardia dei Risparmiatori di Veneto Banca e Popolare Vicenza. Primo obiettivo: incontrare il governo già lunedì prossimo. Sentiamo. 9 associazioni di consumatori e clienti da oggi faranno fronte comune, riunite in una consulta, quella dei cittadini danneggiati da Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Lunedì 8 gennaio, primo faccia a faccia con il governo. Al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta detteranno cosa dovranno contenere i decreti attuativi dell'emendamento che ha costituito dal 1 gennaio lo specifico fondo per la salvaguardia dei risparmiatori vittime dei 2 istituti di credito. La consulta ha già chiesto un incontro urgente anche ai vertici di Banca Intesa perché attivi subito il fondo welfare da 100 milioni per dare una risposta a chi si trova in grave difficoltà economica. Naturalmente i 100 milioni riguardano Banca Intesa e i 100 milioni riguardano il fondo, che è un'altra cosa. Noi, per quanto riguarda questi 100 milioni, vogliamo fare in maniera più presto possibile che questi soldi vengano assorbiti dai risparmiatori il prima possibile, anche perché finiti questi soldi il fondo deve essere ricaricato dai conti dormienti. Conti che in tutta Italia pare ammontino a 15 miliardi di euro in gestione allo Stato e che potrebbero diventare davvero utili in questa circostanza. Ma la consulta delle associazioni non mira solo al ristoro economico dei danneggiati. Quello che noi puntiamo a fare è mettere nero su bianco le responsabilità degli organi di vigilanza, delle società di revisione, ma anche chiaramente degli amministratori e di coloro che hanno contribuito a creare questo grande disastro che purtroppo sta flagellando il territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
La consulta nei prossimi giorni incontrerà i risparmiatori, l'11 gennaio in municipio a Loria, il 19 a Vicenza e il 20 all'Auditorium di Montebelluna. Quello con il governo si preannuncia un lungo e non facile lavoro. La difficoltà sarà di discernere tra chi è un risparmiatore tradito, quindi ingannato dai falsi dati di bilancio, ingannato dagli falsi requisiti del titolo, ingannato sulla sicurezza del titolo, quelli che sono stati riempiti in maniera al 100% dei loro risparmi investiti. Questi io sono tranquillo, al di là dell'entità della somma saranno risarciti tutti. Non si placa la polemica per l'ennesimo balzello introdotto dal 2018, quello dei sacchetti biodegradabili a pagamento, ma non solo nei supermercati, perché la novità riguarda anche le farmacie. Non solo quelli per frutta e verdura, anche i sacchettini biodegradabili utilizzati per i medicinali dal 1 gennaio sono diventati a pagamento. Il costo varia da farmacia a farmacia e a seconda della grandezza, ma si aggira intorno ai 5 centesimi. Le farmacie obbligatoriamente devono sullo scontrino far comparire il prezzo del sacchetto. Sarà poi il singolo farmacista a decidere se addebitare o meno il costo al cliente. Molto probabilmente più di qualcuno metterà sullo scontrino il prezzo del sacchetto, ma non lo accollerà al cittadino. Sorpresi i cittadini che in questi giorni hanno trovato la novità non solo nei supermercati ma anche in farmacia. Qualcuno dice è il solito imbroglio, qualcuno sorride, altri hanno preso correttamente l'idea del legislatore dicendo bene, la prossima volta mi porto il sacchetto da casa. L'obiettivo della normativa è di per sé giusto, spiega Gariboldi Muschietti, discutibile invece il metodo. Un'educazione inutile, perché l'educazione si fa con la prevenzione, con l'insegnamento, mai mettendo le mani nelle tasche ai cittadini, anche se si tratta di pochi centesimi, però è fastidioso dover fare questo. Lo scopo è quello di incentivare il cittadino a portarsi il sacchetto da casa. Più di qualcuno ha già recepito, ma non c'era bisogno di farli pagare, perché quelli che porteranno il sacchetto da casa già da prima venivano con la borsa da casa. Venditori delle calze della Befana, la loggia dei 300, rivolta contro il comune per concorrenza sleale, dicono del Pala Treviso di Piazza Borsa trasformato in un supermercato. Quest'anno abbiamo trovato la sorpresa che la grande distribuzione ci è arrivata anche in centro. Si sono ritrovati con quella che definiscono una brutta sorpresa quest'anno gli ambulanti che da sempre per l'Epifania vendono calze della Befana e dolciumi sotto la loggia di Palazzo dei 300, e la brutta sorpresa è la trasformazione in un supermercato, chiamiamolo così, della tensostruttura voluta dal comune in Piazza Borsa. Noi siamo molto delusi di questo perché lottiamo per portare avanti questa tradizione che, come ho detto, ci stiamo tramandando di padre in figlio. Però cosa siamo venuti a fare quest'anno? A raccogliere le briciole? Perché questo è quello che sta succedendo qui. Dopo tanti anni, dopo tanti sacrifici, probabilmente l'anno prossimo decideremo di lasciare campo alla grande distribuzione. Arrivare qua e trovare che c'è una concorrenza e anche secondo me un mercato sleale, perché gli stessi che ci propongono a noi l'acquisto di questi prodotti lo vendono loro abbattendo il mercato praticamente, e quindi ci mettono in ginocchio. Tiziana D'Andrea, da tempo impegnata sul fronte dei diritti dei lavoratori del commercio, consegna idealmente del carbone all'amministrazione comunale, ma avanza anche una richiesta. So che sono talmente scoraggiati che non hanno avuto neppure il coraggio di chiedere l'occupazione del suolo pubblico per la domenica. Io credo che da parte del Comune possa essere veramente una bella iniziativa prolungare loro la possibilità di permanere e di vendere i loro magnifici prodotti. Ed ora sentiamo la replica dell'assessore alle attività produttive Paolo Camolei. Assolutamente disponibile a prolungare la loro permanenza, abbiamo sempre dato possibilità a tutti di fare il loro lavoro, non vedo perché non dovremmo darla agli ambulanti. Rimango un po' perplesso sulla protesta perché oggettivamente è un po' difficile da capire, soprattutto quando si parla di una grande distribuzione all'interno del Pala Treviso. All'interno del Pala Treviso non c'è la grande distribuzione, ma sono 4 attività locali affiliate Conad che svolgono la loro attività, ci hanno chiesto l'autorizzazione, si sono concordati con gli organizzatori del Pala Treviso e hanno trovato
la loro possibilità di fare il loro lavoro, che non è solo quello della vendita, ma è anche quello della promozione e quello della promozione, diciamo, delle attività sociali e ricreative legate al Natale. Sono 4 società di imprenditori trevigiani che vivono a Treviso, lavorano a Treviso e pagano le tasse a Treviso. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana. Domani al via le svendite di fine stagione, anche se fine stagione non è. Saldi troppo anticipati, dicono i commercianti, ma le previsioni sono comunque positive. Avete già pensato a qualche acquisto da fare? Stiamo guardando, no, abbiamo già speso per Natale, perciò vediamo. Ci sono belle cose ancora da vedere, ma speriamo di trovare quello giusto. Ci interessa sempre, le cose più belle sono quelle sempre più costose comunque, no? Da domani forse un po' meno costose, al via anche in Veneto i saldi di fine stagione, seppure l'inverno sia iniziato solo da 15 giorni e i clienti siano da pochissimo reduci dagli acquisti di Natale. Qualche punto vendita chiuso per inventario oggi, da domani si parte ufficialmente, anche se quest'anno più ancora che in passato i saldi sono stati preceduti da promozioni di ogni tipo, svendite di mezza stagione, Black Friday, per non parlare delle piattaforme online. In realtà diciamo che ci sono mid-season sale, le chiamiamo così, e ovviamente a metà stagione si cerca sempre di dare un po' di un incentivo in più a questi clienti che hanno bisogno comunque di essere stimolati all'acquisto. Malgrado questo, per i saldi veri e propri le previsioni di Confcommercio sono positive. Credo che saranno dei buoni saldi, si parla di un leggero incremento della spesa pro capite, si arriva mi pare a 165 euro e a 360 euro come spesa complessiva familiare, quindi un po' in crescita rispetto all'anno scorso. Ci sono tutti i presupposti perché sia un saldo più che discreto. Resta il fatto che per i commercianti i saldi che iniziano all'Epifania sono troppo anticipati. Le svendite sarebbe giusto cominciarle alla fine di gennaio, quando l'inverno è finito, però non è così. Continua la staffetta dell'acqua, iniziativa voluta da Piave Servizi per sensibilizzare al consumo dell'acqua di rubinetto. Vediamo. È arrivato a bordo di una canoa, quello che è diventato il testimonial di una campagna voluta da Piave Servizi che coinvolge 39 comuni serviti dall'azienda. Che è una bottiglia d'acqua che ho raccolto la settimana scorsa appunto alla sorgente Belvedere di Vittorio Veneto. Grazie alla collaborazione di numerosi volontari la bottiglia ha attraversato il territorio trevigiano a bordo di mezzi non inquinanti e domani sconfinerà nella provincia veneziana. La staffetta dell'acqua è partita più che nata la settimana scorsa a Vittorio Veneto, il nostro comune più a nord, ha toccato quasi tutti i comuni, i 39 comuni soci di Piave Servizi, e terminerà domani in quel di Marcon. L'obiettivo della staffetta per promuovere la cultura dell'acqua del rubinetto coniugata con la cultura dello sport. Da San Biagio oggi la bottiglia è arrivata prima a Silea, poi a Casiera. Avevo un compito importante, portare la bottiglia dell'acqua, c'era un folto gruppo che remava insomma con il Dragon Boat. No, è sempre un'esperienza attraversare il nostro bellissimo Sile, anche se per un breve tratto. Una volta concluso il viaggio, la bottiglia verrà custodita come simbolo dell'importanza di consumare l'acqua del rubinetto, economica, sana e controllata, con i 1500 campionamenti eseguiti ogni anno. Questa bottiglia, questo testimonial verrà conservato nella nostra sede di Codogné quale simbolo dell'unione dei 39 comuni che fanno parte di Piave Servizi. Siamo arrivati alla nostra rubrica dedicata ai presepi, quindi vediamo il presepe di Iris di Montebelluna. So this is Christmas. Sono Iris, anche quest'anno ho fatto il presepio, è una passione che mi ha trasmesso mio papà, lo faccio da 30 anni, ogni anno aggiungo qualcosa di nuovo, fatto a mano a parte qualche statua.
ogni ambientazione rappresenta un lavoro, chi lava, chi stira, chi fa il pane. È un lavoro di 3 giorni fatto con passione. E approfitto per fare gli auguri a tutti voi di buone feste. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, in studio Romolo Guarnieri, padre di Bruna, morta 10 anni fa a Los Roques. Questa era proprio l'ultima notizia, vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata a tutti. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ancora locali riduzioni della visibilità sulle pianure, ma tempo in prevalenza buono, salvo per qualche isolato fenomeno. Andiamo nel dettaglio con la previsione di venerdì 5 gennaio. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse, specie al mattino sulle pianure meridionali della nostra regione, più sole altrove. Col passare delle ore cielo spesso coperto un po' su tutti i settori, ma senza altre conseguenze. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori minimi tra -1 e 3 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Il tempo sarà in prevalenza buono, con più spazi soleggiati al mattino, poi dal pomeriggio il cielo si copre un po' ovunque, anche con possibili deboli piovaschi su Goriziano e Triestino. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori minimi tra 1 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo asciutto e soleggiato sulla nostra regione, tuttavia col passare delle ore aumentano le nubi sul Trentino, ma senza fenomeni degni di nota. Sempre soleggiato sull'Alto Adige, con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, minime tra -2 e +2 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti deboli settentrionali lungo le coste e da sud-ovest al largo. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.